Buonasera e benvenuti all'Atletico 2000, questa è la 10ª giornata della Serie A2 della Lega Calcio 8. Si affrontano oggi Edufis Academy e Protevere Roma. Edufis in attacco, la palla giocata a rimorchio, dove arriva Della Rovere, tiro alto. Protevere Roma che imposta col lancio lungo a cercare De Lorenzo, che stoppa dalla linea di fondo. De Lorenzo trova il vantaggio per i suoi, tiro molto preciso sul secondo palo, palo gol di De Lorenzo, Protevere in vantaggio. La risposta dell'Edufis sulla fascia destra, parte un cross dentro e Roberto Spanu anticipa il portiere della Protevere Roma Di Ruzza e pareggia per i suoi. Siamo 1-1. Protevere Roma all'impostazione con la palla giocata, centralmente c'è il tiro e la papera incredibile di Marco Cedi, portiere dell'Edufis. Mazzoni ha riportato in vantaggio la Protevere Roma, ma davvero brutto l'intervento del portiere dell'Edufis. L'Edufis gioca bene centralmente, la palla è appoggiata per il tiro e poi Spanu, ancora lui, ancora di rapina Roberto Spanu, la sua doppietta, pareggia di nuovo per l'Edufis Academy. Siamo 2-2. La Protevere Roma prova a imbastire una manovra offensiva sul settore di sinistra, il passaggio dentro, Zarabini prova a liberarsi, il sinistro che entra, passa tra mille gambe, il tiro di Gianluca Zarabini che porta in vantaggio di nuovo la Protevere Roma. 3-2, che partita. L'Edufis Academy che si affida alle azioni sulle fasce laterali, c'è il cross dentro e di tacco Spanu alla grande di fronte al portiere, non si scompone, la mette dentro col tacco destro, la tripletta di Spanu, uomo solo contro tutti. Il match si è acceso, la Protevere continua ad attaccare al limite dell'area, il passaggio dentro per Zarabini, che cucchiaio di Zarabini che beffa Ceti da due passi, gran gol di Zarabini. Protevere di nuovo avanti, 4-3. L'Edufis non si arrende, attacca in massa in area di rigore, azione confusa, il portiere a terra, parte un cross, la palla carambola e arriva Benard Muca che pareggia per i suoi. 4-4 dell'Edufis Academy, la partita non finisce più. Mancano 40 secondi al termine del match, con la Protevere che attacca, c'è Ridolfi che incrocia e trova il gol che forse decide l'incontro. Marco Ridolfi, 5-4 Protevere Roma. L'ultimo disperato assalto dell'Edufis Academy, il tiro dalla distanza è ribattuto, poi controlla la Protevere Roma ma finisce qui. Vincono i giocatori in maglia blu 5-4 contro l'Edufis Academy nella 10ª giornata di A2. Purtroppo abbiamo dato tutto, ci sono stati un po' di episodi, niente, rimaniamo con una sconfitta un po' così. Sì, una vittoria arrivata nel finale, purtroppo troppe storie in mezzo al campo, molto spesso la classifica ci penalizza un po', però speriamo di ripartire proprio da questo risultato arrivato nel finale, fa sempre molto morale.